Buonasera. Secondo la Corte dei Conti, in Italia ogni giorno c'è uno scempio di legalità e democrazia. La Banca Mondiale ha calcolato che nel nostro paese la corruzione ci costa 50 miliardi di euro l'anno. Così, ad esempio, un'opera pubblica finisce a causa della corruzione a costare anche 5-10 volte il suo giusto prezzo. Soldi che ingrassano i corrotti ma impoveriscono il paese. Sempre la Banca Mondiale ci mette al 156esimo posto su 181 paesi per la lentezza e l'inefficienza del sistema giudiziario. Evidentemente non è un problema del nostro Re Sole di Arcore, visto che i suoi progetti riguardanti le intercettazioni e la giustizia, i processi saranno ancora più lenti e forse non si faranno mai. Se sarà approvato il disegno di legge del governo senza modifiche, secondo me sarebbe un atto eversivo, un attacco allo Stato di diritto. Vediamo perché. I criminali possono scegliersi il giudice. Per cambiare giudice basta che l'indagato lo denunci, anche senza nessun riscontro. Se il magistrato è iscritto nel registro degli indagati, deve astenersi da quell'indagine e sarà sostituito con un altro. Così quando l'imputato, qualunque imputato, può scegliersi il proprio giudice. Mi sembra che questo sia pura follia. E poi le intercettazioni. Ne avevo già parlato in un'altra isola, ora però il quadro si delinea con più carezza. Nel disegno di legge è previsto che le intercettazioni si possono fare solo se ci sono gravi indizi di colpevolezza. Praticamente sono ammesse solo se sai che la persona è colpevole. Ma se sai che è colpevole, si arresta. Non serve più intercettare. Con le nuove regole non verrebbero scoperti gli stupratori di Nettuno, i macellai della Clinica Santa Rita di Milano, lo scandalo di Calciopoli, gli scandali politici e finanziari della campagna, dell'Abruzzo e via cantando. Con la nuova legge non si potrebbero più intercettare per fermare gli autori delle violenze sessuali, ad esempio. E a proposito, è giusto ricordare che questa maggioranza ha vinto le elezioni anche perché promettevano più sicurezza. Oggi, che alla prova dei fatti è del tutto evidente che non è così, trovano il capro espiatorio nella magistratura dicendo che è troppo lassista, che rilasciano con troppa facilità i presunti colpevoli. In realtà i tribunali applicano le leggi e se non ci sono i presupposti giuridici per mantenere in galera i sospettati di stupro, la legge impone di mandarli a casa. Per cui quando Berlusconi, Maroni, il sindaco di Roma Alemanno, per difendersi dalle accuse di non aver mantenuto le promesse elettorali, accusano la magistratura di essere troppo buonisti con gli autori di queste infamie, mentono sapendo di mentire. Evidentemente servono solo leggi diverse. Servono poi anche maggiori finanziamenti alle forze dell'ordine. È di questi giorni la notizia che a Roma e a Napoli circa 500 mezzi della polizia sono fermi perché non ci sono fondi per la loro manutenzione. La polizia dice: possiamo permetterci solo il rabbocco dell'olio, il cambio della batteria e delle gomme. Questa è la realtà, altro che la faccia cattiva di Maroni, altro che lo spot della tolleranza zero. E poi il governo vuole introdurre la censura. Il Re Sole di Arcore vuole vietare, anche se ormai pubblici, qualsiasi pubblicazione degli atti giudiziari finché non è conclusa l'udienza preliminare. Con i tempi attuali significa dopo 4, 5, 6 anni. I giornalisti non potranno più dare informazioni sui processi, sui nomi dei magistrati e sugli imputati, pena il carcere. Con questa porcata non sapremo ancora nulla delle accuse che hanno portato all'arresto l'ex presidente dell'Abruzzo Del Turco, il re delle cliniche romane Angelucci, l'imprenditore Romeo, i mascalzoni che hanno violentato delle ragazze e incendiato degli immigrati. E poi i cosiddetti furbetti del quartierino, i vari Fiorani, Fiorucci, l'ex governatore della Banca d'Italia Fazio, Moggi e tanti altri ancora sarebbero ancora al loro posto a fare ulteriori danni. Ora però non posso esimermi dal parlare della sentenza del Tribunale di Milano. La sentenza di primo grado, pronunciata ieri dal Tribunale milanese, è chiara. Silvio Berlusconi ha corrotto con $600.000 l'avvocato inglese David Mills perché testimoniasse il falso in 2 processi in cui egli era imputato. Mills è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione. Così, grazie al lodo Alfano, che rende immuni Berlusconi come il Re Sole, abbiamo un paradosso unico nelle democrazie occidentali, in cui il corrotto è stato condannato al carcere, mentre il corruttore sta a Palazzo Chigi. Se fossimo un paese normale, come dice Di Pietro, il Presidente del Consiglio avrebbe già rassegnato le sue dimissioni. Questo fatto poi sarebbe stato messo in prima pagina con un titolo a 9 colonne in ogni democrazia occidentale, in ogni paese dove c'è democrazia, dove c'è civiltà. Invece i nostri media hanno dato la notizia come fosse un fatto minore. Svegliamoci prima che sia troppo tardi, siamo ancora cittadini, non ancora sudditi. Arrivederci a mercoledì prossimo.